Il vino fa male, ci sono degli studi che rivelano che chi beve ha il cervello più piccolo. Parola di Antonella Viola, scienziata, biologa, ricercatrice e docente dell'Università di Padova, che interviene in merito alla scelta dell'Irlanda approvata dalla Commissione europea di equiparare alcol e sigarette e di inserire nell'etichetta degli alcolici gli avvertimenti sui danni della salute. Una scelta che la professoressa Viola appoggia e che infatti definisce una decisione giustissima. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 20 gennaio 2023. La prima notizia riguarda oggi i danni prodotti dall'alcol e in particolare dal vino. Di questo si sta parlando, al cervello umano, ma non solo, alla salute pubblica. La vicenda è nota: l'Irlanda, autorizzata dall'Unione Europea, ha deciso di far mettere sugli alcolici delle etichette che ne indicano i rischi sulla salute. Una decisione, questa dell'Unione Europea, che ha scatenato le critiche dei produttori di vino e anche del presidente della regione Veneto, Luca Zaia. E allora sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi troviamo un'intervista alla professoressa Antonella Viola, biologa, ricercatrice, docente dell'Università di Padova, che invece sostiene la scelta dell'Irlanda e le etichette sui rischi appunto sulle bevande alcoliche e anche sul vino. Come mai? Perché bisogna far sapere che l'alcol è incluso nella lista delle sostanze cancerogene di tipo 1 come amianto e benzene, dice ad esempio Antonella Viola. È chiaro il legame tra il consumo di alcol e non solo l'abuso e i tumori al seno, del colon retto, al fegato, all'esofago, alla bocca e alla gola. Le donne che bevono 1 o 2 bicchieri di vino al giorno hanno un rischio aumentato del 27% di sviluppare il cancro alla mammella. Così inizia l'intervista di Michela Nicolussi Moro ad Antonella Viola, che spiega anche come l'alcol sia tra appunto le sostanze cancerogene, e non è vero che un bicchiere al giorno fa sangue, fa bene al cuore. È un falso, spiega Viola. Nessun medico serio lo direbbe. Non c'è una dose sicura, come per le sigarette la dose sicura è 0. Siamo abituati a pensare che faccia male l'abuso dell'alcol, ma non è vero. L'effetto cancerogeno si sviluppa anche con un utilizzo moderato. L'alcol può causare seri danni all'intestino, ma anche al cervello. Studi recenti hanno analizzato infatti le componenti della struttura cerebrale, dimostrando che 1 o 2 bicchieri di vino al giorno possono alterarle. Insomma, chi beve ha il cervello più piccolo. Parola di Antonella Viola, biologa, ricercatrice, docente dell'Università di Padova. E noi adesso proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, sempre sulle pagine del Corriere del Veneto. Un'altra notizia che riguarda il caso che sta montando in queste ore a Cortina, in provincia di Belluno. Parliamo dell'hotel Miramonti, il Miramonting Majestic Grand Hotel, che entro domani dovrà fermare la propria attività e trovare una sistemazione alternativa ai suoi circa 200 ospiti attualmente nella struttura. Come mai tutto questo? Ebbene, il motivo è molto semplice: un'ordinanza speciale firmata dal sindaco è dovuta al mancato rispetto delle norme antincendio, quindi di fatto una sospensione della licenza, scrive il Corriere del Veneto, ordinata dal prefetto Mariano Savastano alla luce delle prescrizioni che erano state avanzate dai vigili del fuoco in materia antincendio, alle quali i gestori dell'hotel non avrebbero dato seguito dal settembre 2022. Accuse queste che i proprietari della struttura respingono con forza, ma nel frattempo appunto l'ordinanza, come atto dovuto, firmata dal primo cittadino di Cortina D'Ampezzo, che ha imposto la chiusura dell'albergo per irregolarità e incolumità dei clienti. La proprietà quindi fa ricorso, dice: risolveremo in ogni caso la questione delle norme antincendio e mostreremo che è tutto in regola. Ma nel frattempo il prefetto annuncia controlli in tutti gli hotel. Sì, perché nei prossimi anni Cortina ospiterà le Olimpiadi invernali
nel 2026 appunto i giochi di Milano Cortina, e quindi per quella data dovrà essere tutto pronto. A maggior ragione, insomma, vanno fatti dei controlli, le strutture ricettive devono essere completamente in regola, quindi la decisione del prefetto di annunciare controlli a tappeto. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, dove il titolo è: non rispettate le norme antincendio, sospesa la licenza al Miramonti, a Cortina i vigili del fuoco hanno scoperto carenze non sanate malgrado le prescrizioni, e il prefetto appunto annuncia controlli rigorosi sulle strutture alberghiere in vista delle Olimpiadi. Insomma, l'ennesima tegola su Cortina in questi mesi, in questi anni di preparazione per il grande evento delle Olimpiadi invernali 2026. Giusto ieri la notizia del sì definitivo alla discussa pista da bob contestata dagli ambientalisti e non solo, e fortemente voluta invece dal presidente della regione Luca Zaia, una pista che costerà quasi 100 milioni di euro, precisamente 93 milioni di euro, e che rischia, secondo chi la contesta, di non essere più utilizzata dopo appunto le Olimpiadi del 2026. Nel frattempo i fari della magistratura sono puntati anche per il rischio infiltrazioni legati al grande evento, alle Olimpiadi. Parliamo delle infiltrazioni della criminalità organizzata, naturalmente le infiltrazioni mafiose che appunto potrebbero esserci nella fase dei lavori e della realizzazione anche delle infrastrutture, ad esempio di tutte le opere connesse alle Olimpiadi invernali 2026. Voltiamo pagina: siccità e perdite idriche, la svolta con i milioni di euro del PNRR e si dirà addio al dissalatore. Questa è la notizia sul Corriere del Veneto in un articolo di Martina Zambon dedicato ai fondi europei, appunto al PNRR, con quel recovery fund ottenuto in Europa dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Con quei soldi in Veneto, ad esempio, si farà un tubo sotto il Po per garantire sempre acqua al Rodigino. Questo grazie a quello che viene definito un cantiere high tech. I gestori idrici stanno investendo da tempo, ma con i fondi del PNRR si potranno appunto accelerare i cantieri. L'estate del 2022 è stata segnata dall'emergenza siccità, poi riconosciuta anche dal governo. L'anno scorso si registravano falde in secca e fiumi pericolosamente bassi, con una risalita del Cuno Sealino senza precedenti fino a 20 km lungo il Po, ma non solo, anche l'Adige era interessato da questo fenomeno. Insomma, tutti i fiumi che attraversano la nostra regione per arrivare nell'Adriatico. Per questo i gestori idrici della regione stanno intervenendo sulla rete idrica per contenere le perdite, e adesso, grazie ai fondi del PNRR per il contenimento proprio delle perdite idriche, il Veneto si è piazzato al primo posto, ai primi posti nella graduatoria del Ministero delle Infrastrutture, per un totale di 55 milioni di euro. Il risparmio idrico è garantito. Il secondo progetto della graduatoria PNRR nazionale, infatti, è quello proposto da una rete di gestori idrici del Padovano, che permetterà di non disperdere nell'ambiente 14 milioni di metri cubi d'acqua l'anno. Insomma, interventi finalmente sulla rete idrica della nostra regione, non solo di tutta Italia, grazie appunto agli investimenti del PNRR. Vedremo nei prossimi mesi, forse nei prossimi anni, gli effetti di questi lavori, di questi investimenti. Infine, l'ultima notizia di oggi, una flash che troviamo sui quotidiani del gruppo Jedi: è morto Pumba, maialino star di Instagram, deceduto dopo un'operazione al femore. Era diventato la mascotte dell'agriturismo vegano Angolo di Paradiso nel Vicentino, aveva oltre 278.000 follower su Instagram. L'annuncio sui social: Pumba non ce l'ha fatta, è volato in cielo, noi siamo letteralmente distrutti. Poche parole per raccontare la fine di una bella storia che viveva appunto sui social, oltre che in un agriturismo della provincia di Vicenza. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.